Ad Agrigento assemblea alla presenza del segretario generale. Interventi di Zamputo per Conti e Savarino. Si ricorda oggi il 30° anniversario dall'uccisione. Incontro con il candidato sindaco Rino Lattuca. Alla vigilia della partita di ritorno in Coppa Italia, l'intervista all'allenatore dell'Acragas Giuseppe Anastasi. Bentrovati con TVA Notizie. Strategia comune per lo sviluppo del territorio agrigentino. Assemblea elettiva della CNA. Presente il segretario generale Sergio Silvestrini. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Momento importante oggi per il futuro della CNA, dove si è svolta un'assemblea elettiva quadriennale dal tema Ripartire insieme nel 2021, che ha visto la presenza dei quadri provinciali e regionali e del segretario generale nazionale Sergio Silvestrini. CNR di cui tantissimi si lamentano, molti ordini professionali, in quanto la Sicilia, la nostra provincia, sarebbe stata dimenticata. Segretario, il suo punto di vista? Credo, non mi pare, adesso verificheremo, il piano nazionale non dettaglia i singoli strumenti, è un work in progress, vedremo, valuteremo. Le risorse dedicate comunque al Mezzogiorno e alla Sicilia sono davvero tante e importanti. Su 230 miliardi a disposizione nei prossimi 5 anni, il 40% di queste risorse sono a disposizione del Mezzogiorno, 40%, e all'interno del 40% una parte significativa sono a disposizione della Sicilia. Il problema è spendere questi denari, non è averli questi denari, lo dico per paradosso. Bisogna qualificare la nostra spesa, la capacità di gestire gli investimenti, le risorse che sono enormi. Piano comunitario e PNR, questo nostro Paese nei prossimi 5 anni avrà a disposizione non meno di 350 miliardi di euro. Sono altro che piano Marshall degli anni 60. Ecco, allora dobbiamo avere questa consapevolezza, basta un po' lamentarsi, rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo per il meglio, diamo una spinta forte all'economia, motiviamo i nostri imprenditori che hanno bisogno di essere rassicurati, di avere opportunità di investimento, tratteniamo i giovani in questa regione, non li mandiamo in altre regioni, all'estero, abbiamo intelligenza, capacità, vivacità e dobbiamo fare del tutto perché i giovani rimangano in questa regione a dare il proprio contributo alla società, alla comunità e alle imprese, ne abbiamo davvero un grande bisogno. Ci troviamo in una realtà CNA molto forte, molto consolidata, la CNA di Agrigento mi pare che sia all'altezza di questa sfida, ha stabilito rapporti profondi, proficui, sistematici durante il periodo pandemico, essendo un forte elemento di rassicurazione, di ristoro, di qualità dei servizi. Insomma, voglio dire che c'è un certo orgoglio nel far parte di questa grande organizzazione che tanta cura mette nel rapporto con i propri associati e con gli imprenditori tutto. Certamente oggi è una giornata importantissima perché celebriamo i 50 anni della nascita di CNA Agrigento, ma naturalmente la cosa fondamentale è perché oggi segna la celebrazione dell'assemblea quadriennale elettiva. Oggi si celebrerà questa assemblea che serve a CNA Agrigentina a rinnovare le cariche istituzionali. Ed è anche lo spartiacque perché noi abbiamo il titolo della nostra assemblea è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non l'abbiamo fatto per caso. Questo serve per focalizzare l'attenzione degli imprenditori ma anche della classe dirigente su un evento importantissimo per il nostro territorio ma anche per l'Europa. Noi abbiamo attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la volontà, l'ambizione di far creare un tavolo tecnico, una regia attraverso la quale CNA possa essere protagonista per cercare di individuare le risorse che servono per rilanciare il nostro territorio, per colmare il gap infrastrutturale e digitale che la provincia di Agrigento sconta rispetto ai paesi del nord Europa. Lo slogan comune a tutte le assemblee è quello di ripartire insieme. Dopo la pandemia, che purtroppo ancora non ci lascia, è necessario riprendere il filo per tornare a sperare, per tornare a lavorare, a produrre, e quindi questo è il tema principale. Però assieme a questo tema abbiamo anche focalizzato l'attenzione sul PNRR, questo che è uno strumento importante che però purtroppo
purtroppo per la Sicilia e per il territorio agrigentino non ci sono un granché di risorse, almeno per quanto riguarda le infrastrutture, ma adesso noi apriremo questo dibattito perché ci sono anche altre misure per quanto riguarda la cultura e il turismo, e quindi vogliamo capire cosa bisogna fare per non perdere questa grande opportunità. È una giornata di festa, una giornata in cui raduneremo tutti gli associati per definire i contenuti, i programmi e le strategie per il futuro. Abbiamo messo al centro i mestieri, ecco, questa è una novità importante su cui ci soffermeremo perché vogliamo essere sempre più connessi al territorio e quindi con i mestieri dare maggiore peso alle singole attività professionali. E poi anche un momento di festa perché celebriamo i 50 anni della CNA di Agrigento e i 75 anni della Fondazione Nazionale. Abbiamo il nostro segretario Silvestrini, tutte le autorità rappresentanti delle istituzioni, quindi è un momento anche di confronto per aprire questo patto per il territorio, perché vogliamo che finalmente si possa fare rete e sistema per il bene delle nostre comunità e delle nostre imprese. Un bilancio di 4 anni di attività, cosa si può dire? Io mi sono innestato, però sono 3 anni che ho l'incarico di segretario provinciale della CNA di Agrigento, un bilancio ovviamente all'agrodolce perché non mancano i problemi, non mancano le difficoltà, le emergenze e le criticità, soprattutto scaturite dalla pandemia, i cui effetti devastanti hanno messo in ginocchio le imprese, però abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato con grande impegno e i risultati arrivano perché siamo stati anche, questo lo dico con orgoglio, i primi sul podio nazionale per quanto riguarda l'adesione delle imprese. Questo significa che il lavoro paga. Oggi è la prima tappa per quanto riguarda le assemblee provinciali, domani saremo Palermo e Trapani, domenica saremo a Enna e Siracusa e il prossimo weekend completeremo con Messina, Ragusa e Catania, per poi completare il nostro tour siciliano del 4 ottobre a Taormina, al Palacongressi, dove il tema che la CNA Sicilia sta mettendo e sta impiantando è il rilancio del Mezzogiorno. La Sicilia vuole essere protagonista di un'opportunità che il PNRR sta mettendo a disposizione all'Italia e la Sicilia deve essere da volano per tutto il Mezzogiorno. Ci vogliamo candidare per poter realizzare, per poter consigliare, per poter dare la possibilità, secondo i punti di riferimento che fanno parte del PNRR, stiamo lavorando con le istituzioni, lo stiamo facendo con la sensibilizzazione anche della politica regionale, ma principalmente col governo nazionale, per fare diventare strumentale e strutturale il ecobonus, perché abbiamo visto che c'è una grande ripresa, l'economia siciliana e italiana si sta mettendo in movimento con l'edilizia e l'indotto dell'edilizia. Sì, sicuramente oggi è una giornata importante, noi facciamo delle valutazioni sui fondi che ci sono previsti per la Sicilia, per il Mezzogiorno. È importante per noi pensare per le imprese e per lo sviluppo dopo questa grande crisi di pandemia che c'è stata. Sarà il futuro dei prossimi giorni quello che noi stiamo cercando di fare e sviluppare oggi, che coincide anche con la nostra assemblea elettiva quadriennale dove vengono rinnovati gli organismi, perciò i prossimi dirigenti si devono impegnare ad attivare anche queste cose. E adesso al microfono di Arturo Cantella ascoltiamo l'assessore Marco Zamputo e gli onorevoli Perconti e Savarino. Uno dei temi dibattuti all'interno dell'assemblea quadriennale della CNA che si è svolta oggi ad Agrigento, alla presenza di varie personalità del mondo del lavoro, del sindaco Miccichè che ha portato il saluto della città, dei vari parlamentari regionali e nazionali, della presenza del governo regionale, con la figura dell'assessore Marco Zamputo, l'evento di oggi ha visto centrare come obiettivo relativo alle opportunità legate al PNRR e spingere le istituzioni locali ad attivare una cabina di regia nell'ottica di un rapporto sinergico tra pubblico e privato che sappia pianificare una seria strategia per lo sviluppo del territorio in futuro. È un momento di confronto importante, il governo della regione è impegnato a modificare l'accordo Stato-Regione per liberare le risorse e dare la possibilità agli enti locali di poter partecipare alla nuova fase attraverso una nuova organizzazione
della dotazione organica, che in questo momento è vietata, quindi attraverso l'inserimento dentro le strutture comunali di nuove energie, nuove competenze, soprattutto nuove intelligenze che siano in grado di consentire agli enti locali della Sicilia di competere in questa nuova fase interessante che si sta aprendo. Allora, io ho fatto diverse riunioni come Presidente della Commissione, ho convocato in assemblea tutti i riferimenti dell'ANAS, dell'RFI, del Governo nazionale, per cercare di capire e fare pressione al Governo Draghi e inserire quelle che sono per noi le nostre priorità. Tra queste è inevitabile la Gela Castelvetrano, che invece non è stata inserita nel PNRR, è stata inserita una parte della Palermo-Agrigento come RFI, quindi come strada ferrata, e la Castelvetrano Porto Empedocle come strada ferrata. Ma l'ANAS invece non ha fatto il suo dovere. Ora l'attenzione deve essere tanta, perché noi abbiamo anche sentito professori universitari, abbiamo fatto uno studio approfondito e scoperto che molte delle opere che sono state inserite nel finanziamento del PNRR erano opere già finanziate con fondi diversi. Ora, questi fondi che erano stati appostati per quelle opere, penso per esempio al raddoppio della Palermo-Catania, possono essere liberate e utilizzate per quelle opere che non sono rientrate nel PNRR. Per cui oggi dobbiamo alzare la voce e alzare l'attenzione nei confronti del Governo Draghi, quindi di Roma, per dire che questi fondi devono restare in Sicilia e devono essere utilizzati per le priorità che noi vogliamo, e la Gela Castelvetrano per noi è una priorità. È un evento importante perché comunque raccoglie quelle che sono le figure imprenditoriali del territorio e credo che sia giusto essere rappresentativi ed essere sempre a fianco delle imprese. Come svolgerai il tuo nuovo incarico? Ma io sono già presidente provinciale uscente, quindi diciamo che il ritorno in patria mi fa tanto piacere, perché poter rappresentare le imprese agrigentine per me è un grande onore e c'è tanto lavoro da fare. Ovviamente io sono molto impegnata, ma cercherò di dedicare uno spazio a rappresentare quelle che sono le difficoltà delle imprese qui ad Agrigento. E non mancano? E non mancano, sì, ma in questo momento storico tra l'altro ancora di più, quindi dobbiamo cercare di essere più vicini e più presenti e soprattutto cercare, perché questo è uno dei miei obiettivi, di stimolare le nuove imprese, la nascita delle nuove imprese per poter dare nuova occupazione sia ai giovani imprenditori che alla gente che potrà essere assunta nelle aziende nuove qui ad Agrigento. 30 anni fa la mafia uccideva a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il prefetto lasciato solo a combattere i mafiosi. Ascolteremo in ordine il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzzi e il generale Arturo Guarino. Vediamo. Sono trascorsi 30 anni. Era il 3 settembre 1980 quando la mafia uccise a Palermo il generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Oggi in via Carini Palermo commemora una figura che combatteva sul serio la criminalità organizzata. Lui era l'antimafia per eccellenza, un nemico vero dei boss. In 100 giorni il generale Dalla Chiesa aveva seminato il panico tra i delinquenti, facendo tremare la cupola. E allora bisognava fermarlo. E lo Stato, lo sappiamo purtroppo, non è stato in grado di prevenire l'omicidio, lasciandolo praticamente a combattere da solo fino alla morte. E sono soprattutto i palermitani onesti oggi che ricordano Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'uomo, il carabiniere e il prefetto di ferro. Si ricordano le parole del cardinale Pappalardo ai funerali con il forte monito a chi aveva lasciato Palermo in mano ai nemici. A 39 anni dal tragico agguato, ha scritto il Presidente della Repubblica Mattarella, rendo un commosso omaggio al prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla signora Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo, vittime della ferocia mafiosa. Onori ai caduti!
fatto dei passi da gigante in avanti, ma ancora ovviamente la strada da percorrere è molto lunga. Oggi in termini di efficienza delle forze di polizia, efficienza delle pubbliche amministrazioni abbiamo raggiunto livelli di più che accettabilità, quindi la situazione oggi è una situazione al pari di tutto quello che è la realtà nazionale e soprattutto adeguata a quello che invece è la realtà sociale e in parte criminale della Sicilia, in particolare ovviamente della provincia di Palermo. Cosa manca per il... Ecco, l'impegno quotidiano che noi abbiamo imparato da persone, da modelli come il generale Dalla Chiesa, la cui dimensione operativa è ancora attuale e che ancora portiamo avanti nelle nostre investigazioni, ma soprattutto nella vicinanza alla gente, ai corpi sociali della cittadinanza, perché quello che vogliamo essere, una forza di polizia come l'Arma dei Carabinieri vicina al cittadino. Dopo 2 anni intensi, la via che ricordi porterà? Ricordo di una città meravigliosa, impegnativa, ma dove quando si lavora insieme si riesce ad essere veramente efficaci. A Villa Margherita, Porto Empedocle, l'assessore regionale Daniela Baglieri ha incontrato il candidato sindaco Rino Lattuca. Arturo Cantella. Rino Lattuca, oggi presentazione ufficiale della sua candidatura a sindaco di Porto Empedocle. Ecco, cosa l'ha spinta a scendere in competizione? Io praticamente amo il mio territorio, amo il mio paese e dobbiamo valorizzarlo. Io sono un consigliere comunale uscente, ho visto il disastro di questa amministrazione e adesso ci mettiamo in campo, ci metto la faccia per poter recuperare, portare un beneficio reale e concreto alla cittadinanza. Le emergenze di Porto Empedocle sono tante, ecco, come penserà di risolvere le tante problematiche che ci sono? Noi ascoltiamo la gente, sappiamo i problemi perché siamo in mezzo alla gente. La gente chiede la normalità del paese. Chiede la pulizia, il decoro urbano, chiede lo sviluppo economico perché attualmente abbiamo un blocco generale, quindi cercheremo di fare servizio, dare servizio e quindi di costruire con la gente, in mezzo alla gente. Le coalizioni che la sosterrà? Sono l'UDC con Decio Terrana, Fratelli d'Italia con Lillo Pisano e 2 liste civiche. Lei oggi presenterà anche la sua lista? Io non oggi presenterò la mia lista, mi riservo qualche giorno. Abbiamo già la lista completa, però farò le presentazioni subito dopo, quindi settimana prossima. Ecco, uno degli obiettivi principali al primo punto del suo programma elettorale? Creare servizi per i disabili, quindi non lasciare nessuno indietro. La situazione economica del comune non la preoccupa? Mi preoccupa perché so con contezza, dico che usciamo da un disastro, però sicuramente potremmo recuperare, possiamo recuperare, noi ci crediamo. Quello da valorizzare maggiormente secondo lei? Bisogna partire dalle attività commerciali, economiche, turistiche, quindi dovremmo partire dal porto. Sappiamo che le autorità portuali stanno facendo tanto, però dobbiamo rapportarci con loro e capire i vari progetti. Saranno progetti sicuramente di crescita, però vogliamo capire di più e vogliamo esserci. Sarà una campagna elettorale difficile, considerando anche i tanti pretendenti alla candidatura di primo cittadino? Sicuramente sì, ma noi lo facciamo con spirito di servizio, di sacrificio, quindi non abbiamo paura, timore dei competitors. Ognuno fa la propria scelta, si fa la propria strada, assolutamente. Sono molto lieta di essere qui oggi a Porto Empedocle a sostenere la candidatura di Rino Lattuca e devo ringraziare l'onorevole Decio Terrana per aver organizzato questo incontro molto costruttivo che ha cercato di mettere in evidenza possibili temi per il programma elettorale di Rino. Da parte mia ho evidenziato l'importanza di 2 temi, l'economia circolare da una parte quindi rifiuti e acqua e dall'altra parte tutta la transizione energetica. Ritengo che questi proprio i due primi temi siano fondamentali per uno sviluppo inclusivo e sostenibile della città di Porto Empedocle e che possa quindi dare un contributo non soltanto attuale alla cittadinanza ma soprattutto creare anche delle opportunità imprenditoriali per i giovani. Noi crediamo sui giovani, crediamo nei progetti seri
in cui Rino può spendere tutta la sua passione, e quindi da parte nostra massimo sostegno a questa candidatura. Presentazione ufficiale del candidato Rino Lattuca, portato e sostenuto politicamente dall'UDC per il comune di Porto Empedocle. Noi abbiamo fatto una scelta ponderata quando abbiamo fatto la scelta della candidatura di Rino Lattuca, perché è un uomo capace, intelligente, ma soprattutto perché ama la sua città. E oggi servono nei territori gente che ama proprio il territorio, non che vogliono sfruttare il territorio. E con Rino vogliamo fare ripartire questa città, che è stata una città industrializzata, una città che era il riferimento del sud. Oggi si è perso quel pedigree che ha questa città dell'industrializzazione, e quindi vogliamo riconquistare quello che si è perduto attraverso Rino. Vogliamo fare ripartire questa città, perché è impossibile che una città che offre queste opportunità come Porto Empedocle ci siano gente disoccupata. Noi vogliamo ricostruire il tessuto socio-economico di Porto Empedocle attraverso Rino Lattuca. Come si muoverà il partito dell'UDC nei confronti della campagna elettorale che vede interessati diversi comuni della nostra provincia, in particolare su Porto Empedocle? Su Porto Empedocle abbiamo allestito un'ottima lista che sarà presente alle amministrative del 10-11 ottobre a sostegno della candidatura di Rino Lattuca. Siamo presenti anche a Favara, e devo dire che il supporto sia a Favara nei confronti di Montaperto che a Porto Empedocle nei confronti di Rino Lattuca vede l'UDC protagonista, e siamo sicuri e speranzosi di un ottimo risultato che potrà uscire poi dalle urne del 10-11 ottobre del prossimo 21. A seguito della visita ad Agrigento dell'assessore Ruggero Razza all'hub del villaggio Mosè, Arturo Cantella ha intervistato il deputato Giusy Savarino. L'assessore alla sanità Ruggero Razza, al termine della visita fatta al Palacongressi di Agrigento, si è recato presso l'ospedale Parlapiano di Ribera. Per l'assessore Razza anche Ribera sta registrando una buona performance vaccinale, eppure qui penso che riusciremo a raggiungere i target previsti. Ad accompagnare l'assessore Razza, la parlamentare agrigentina onorevole Giusy Savarino, soddisfatta dei risultati ottenuti finora nella nostra provincia. Questa è un'operazione importante, io ho stimolato molto l'ASP e la governance dell'ASP proprio per cercare di andare incontro agli scettici, e così si sono aperti anche hub vaccinali in alcuni comuni recalcitranti. Faccio i miei complimenti per esempio a Racalmuto, che avendo l'hub nel proprio comune sono riusciti a superare il target del 70%. Ravanusa continuano ad essere un pochino a rilento e stiamo intensificando anche lì, così come in tutte le realtà in cui c'è un pochino di timore ad avvicinarsi al vaccino, nonostante ormai la scienza e i fatti stiano dimostrando che solo col vaccino usciamo fuori da questa crisi pandemica, solo col vaccino mettiamo in sicurezza la salute nostra e anche la nostra economia, e quindi evitiamo restrizioni. E veniamo al Green Pass per viaggiare. Siamo stati su un pullman in partenza da Piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Vediamo. Dal 1 settembre è scattato l'obbligo del Green Pass per treni, aerei o navi di lunga percorrenza. Dal 1 settembre è scattato l'obbligo del Green Pass per treni, aerei o navi a lunga percorrenza. Non sarà invece necessario esibire il certificato sugli autobus urbani, metropolitani, treni locali o sui traghetti per le isole minori. La certificazione sarà necessaria per salire a bordo degli autobus interregionali a lunga percorrenza. Sono queste, ricordiamo, le nuove linee guida predisposte dal Governo nazionale e concordate con le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI per l'organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole. Anche ad Agrigento la gente li rispetta, ci siamo recati presso il parcheggio da dove partono i pullman per le tratte siciliane, in particolare quella molto frequentata e richiesta della SAIS, che da Piazza Vittorio Emanuele parte per Catania, aeroporto Fontanarossa.
I trasporti regionali non serve il Green Scusi, Pass, per il Green Pass siete attrezzati? Solo per le lunghe percorrenze il Green Pass. Quindi diciamo TPL non è fuori la previsto. Sicilia? Sì, Insomma, questo forma va fuori la Sicilia? questo da Agrigento va a Catania, è un trasporto pubblico Però locale. dico, siete attrezzati come Rispettiamo per i il controlli? della capenza e la mascherina obbligatoria. Ok, grazie. Quindi lei è fornita di Green Pass? Sì. Deve andare, diciamo, fuori la Sicilia? No, devo rientrare a Vicenza, devo prendere l'aereo. Anche all'aeroporto. Grazie signora, Prego. buon viaggio. Con una multa si chiude la vicenda dal punto di vista penale che riguarda la Marna Bianca della Scala dei Turchi. Il GUP del Tribunale di Agrigento ha emesso un decreto di condanna a carico di Ferdinando Sciabarrà, proprietario di una parte della scogliera che fa da richiamo per migliaia di turisti anche di questi tempi con i noti divieti. A Ferdinando Sciabarrà è stato contestato di avere arbitrariamente occupato una porzione del demanio. Convenzione tra il Comune di Siculiana e l'Ordine degli Agronomi per la tutela del verde pubblico. A firmare la convenzione è stato il sindaco di Siculiana Giuseppe Zampito e il presidente dell'Ordine Giovanna Mancione. E restiamo in tema di Ordine degli Agronomi che interviene sulla mancanza di fonti PNRR. Arturo Cantella. Ad intervenire oggi con forza sul tema dell'assenza di risorse stanziate per la provincia di Agrigento nei fondi del PNRR, già lanciato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduto da Rino Lamendola, sono la Presidente dell'Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali Maria Giovanna Mangione, il Presidente del Collegio Territoriale dei Periti Agrari Francesco Ciaccio, parti della rete delle professioni tecniche. L'essere rimasti tagliati fuori ancora una volta da importanti risorse continuano è particolarmente grave, stante l'assenza in questa parte della Sicilia non solo delle grandi infrastrutture ma anche delle opere essenziali, con pesantissime ricadute su tutto il sistema socio-economico, in particolare in quello agricolo, zootecnico e forestale già in grave crisi. Le aziende dell'entroterra, pur producendo vere e proprie eccellenze riconosciute a livello nazionale, hanno oggi difficoltà enormi a raggiungere i grandi mercati a causa di reti viarie fatiscenti e purtroppo non vediamo all'orizzonte una vera e propria strategia nazionale per le aree interne, un investimento che dovrebbe essere rivolto a promuovere l'insediamento dei giovani e delle giovani famiglie nelle case utilizzate nei borghi sempre più vuoti e spopolati attraverso anche le attività che siano garantiti dalle aree rurali e naturalistiche di un sud altamente devastato, come se non bastasse anche dalla questione incendi e dai dissesti idrogeologici. Maria Giovanna Mangione, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Agronomi, ribadisce inoltre che oggi come mai occorre operare per sanare l'isolamento tra i territori e attuare quelle politiche sociali ed ecologiche che stanno alla base dell'economia circolare. Su questi temi, prosegue l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, lancia un forte grido di allarme chiedendo prima possibile, anche attraverso la rete delle professioni tecniche, una concertazione sociale che veda nei modi opportuni un coinvolgimento di tutta la società civile. Un'altra segnalazione per gli uffici competenti. In Viale dei Giardini, ai bordi della carreggiata in direzione nord verso via Cavaleri Magazzini, è stato creato, probabilmente da un privato, subito dopo la curva, un pericoloso burrone che vedete nelle immagini. Dal momento che non esiste alcuna protezione per gli automobilisti, si rappresenta l'urgenza di intervenire sempre che la segnalazione abbia un seguito. Il direttore generale dell'ASPE di Palermo in visita a Lampedusa, iniziativa che riguarda le scuole. Direttore generale dell'ASPE di Palermo a Lampedusa per un'iniziativa nelle scuole, così come avviene nel territorio di città e provincia di Palermo. Con quale obiettivo?
Sì, l'ASP si sta prendendo in carico il compito di raggiungere tutte le scuole perché queste possano riaprire in sicurezza nei prossimi giorni e chiaramente anche Lampedusa rientra in questo suo compito. Oggi siamo qui, in pochissime ore sono state fatte più di 100 vaccinazioni, questo ci rassicura e ci dà anche una grande speranza perché la sensibilizzazione dei più giovani diventa un elemento di forza per poter andare avanti e per poter creare un'azione di contrasto forte e determinata alla pandemia. Ovviamente siamo qui sull'isola, non ci occupiamo soltanto di vaccinazioni, siamo qui anche in una visione di prendersi carico di tutte quelle che sono le necessità per poterle tradurre poi in azioni concrete a favore della popolazione. Lampedusa merita questa attenzione, è un'isola speciale del nostro territorio, della nostra Italia e abbiamo tutto l'obbligo di porla in sicurezza sotto tutti gli aspetti. Adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. Monsignor Luigi Bommarito, già vescovo di Agrigento, verrà sepolto nel rispetto di un suo desiderio nella chiesa madre di Terrasini, il comune del Palermitano dove era nato. Il 19 settembre sarà il vescovo di Monreale, Monsignor Pennisi, a benedire la sepoltura. L'agricoltura, occasione di rilancio, parla un imprenditore agricolo del Messinese. Anche noi siamo stati toccati dal fuoco e nessuno è esente. Chi ha un'azienda agricola, chi possiede un terreno non è mai esente dagli incendi anche se pulisce di fatto. L'idea che uno si fa qual è? Può essere la mano criminale dell'uomo, la gente molto malata. Qui da noi devo dire che chi appicca incendi sono persone malate. Non abbiamo prove perché non li puoi vedere, almeno fino a questo momento non siamo riusciti a vederli, proprio capire chi è che si occupa proprio di appiccare incendi, però si tratta di persone veramente malate. Chi crea questo danno all'ambiente, al patrimonio, non può essere una persona sana, deve essere curata e deve essere pure punita. Gli allevatori non sappiamo, probabilmente, ma sono stati bruciati dei terreni dove gli animali non pascolano, quindi si presume ci sia proprio la mano malata di qualcuno. Lei cosa ha perso in questo terreno? Cosa stava coltivando? Qual era il suo impegno? Io fortunatamente ho perso poco perché in questa zona dove ci troviamo è la parte a seminativo, avevo già raccolto nel mese di luglio sia il grano che i legumi, quindi quello che vedete bruciato sono sterpaglia, erba che era rimasta, paglia che era rimasta a terra e quindi non ho perso tanto. Ho avuto dei danni agli impianti di irrigazione perché i tubi ormai sono tutti in polietilene e ho avuto dei danni da calore all'impianto nuovo di mandorli che avevo fatto qualche anno fa, ma non perché erano sporchi gli alberi, perché il calore proprio li ha bruciati. Avevo pensato di smettere, di mandare tutto proprio all'aria perché veramente ti scoraggi. Dopo la forza di volontà, chi mi ha spinto a venire qua a coltivare, a fare proprio il contadino, no? Tanti mi chiamano imprenditore agricolo, io mi chiamo contadino, mi definisco un contadino. È una sfida. Anche perché i terreni continuano ad essere abbandonati dalla gente e ci troviamo circondati da terreni incolti. Fare agricoltura a Messina invece a mio avviso vuol dire rinascere, anche perché abbiamo tantissime coltivazioni di eccellenza che non sono per niente valorizzate. Ne cito due che sono legalizzate tra virgolette come eccellenze, come il Doc Faro che si può coltivare solo nel comune di Messina, ma anche il limone interdonato e GP, ma ne avremmo tantissime altre coltivazioni che basterebbe veramente un minimo di attenzione politica per far rinascere un'agricoltura. E con questo che voglio dire? Che se la politica aiuta le persone a tornare in campagna, e qua non si parla solo di dare incentivi, di mettere nelle condizioni la gente di poter ricoltivare la terra, allora in quel caso potremmo avere un futuro per il nostro ambiente, anche se non solo prettamente per l'agricoltura. Non può definirsi Messina città turistica se il turista che scende, che sbarca dalle navi o arriva in città vede le nostre montagne bruciate. Che biglietto da visita diamo quando Messina ha 48 villaggi che sono nati, cresciuti e vivevano grazie all'agricoltura e si trovano nei nostri colli. Siamo giunti allo sport calcio, ascoltiamo l'allenatore dell'Acragas Giuseppe Anastasi in vista dell'incontro di Coppa Italia di domenica.
Un allenamento congiunto con il Santa Sofia di Licata è stato svolto dalla squadra dell'Agragas in vista della partita di gara di Coppa Italia di eccellenza sul campo di Casteltermini domenica 5 settembre alle ore 15:30. In merito abbiamo sentito l'allenatore Giuseppe Nastasi. Queste partite si fanno per amalgamare il gruppo e per vedere gli errori che si commettono. C'è da lavorare tanto e in vista della partita contro il Casteltermini dobbiamo stare attenti a determinate cose. Soddisfatto della rosa, dell'organico? Ma io sono sempre soddisfatto, io alleno quello che mi dà la società e per un allenatore non deve guardare non soltanto la superiorità numerica che si può avere, ma si deve avere anche la qualità. In questo momento siamo un attimino indietro rispetto a tante altre squadre che dovrebbero militare nei piani alti della classifica, ma noi ci faremo trovare sempre in guardia. Fisicamente come sta la sua Agragas? Ma noi siamo con una settimana di ritardo, quindi siamo un po' pieni di lavoro, ma questo qua già lo sapevamo, ma non deve essere una scusante, perché ripeto, per me le partite vanno affrontate tutte allo stesso modo e senza nessun tipo di alibi. Carolina Costa, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo, ricevuta a Messina a Palazzo Zanca. Questa è una medaglia, io la chiamo la medaglia della vita, dove ci sono racchiusi sacrifici, tanti ostacoli superati, sfide vinte, che io comunque auguro a tutti un giorno di provare, conquistando poi una medaglia olimpica, è quello che è l'obiettivo che si pongono, penso, la maggior parte di tutti gli sportivi. Il messaggio bello parte proprio da chi ha delle difficoltà, da chi ha delle disabilità e nonostante tutto riesce a superare delle prove, riesce a conquistare degli obiettivi. Diciamo che è un messaggio bello perché in qualche modo è un messaggio che copre invece quell'idea che spesso si ha di chi è disabile, è comunque una persona che parte svantaggiata in partenza e dunque magari è costretta a vivere una vita sempre in secondo piano. Sì, così non è. Io sono arrivata ieri da Tokyo, da un villaggio paralimpico dove veramente in questo momento io mi sento forse la normale, mettiamola così, perché ne ho viste tante. La cosa che mi è rimasta impressa è che comunque chi ha una sorta di disabilità, che io non la chiamerei più disabilità, sempre con il sorriso sulle labbra, qualsiasi cosa, come se fossero gente come tutti noi, gente normale. Quindi io chiedo a tutti i ragazzi, i bambini, non c'è età intanto innanzitutto, di non stare a casa, di uscire, di provare a fare quello, di non imporsi dei limiti, di provare a fare tutto, che comunque qualcosa lo otterranno sempre. Non c'è bisogno di chiudersi in se stessi, si devono superare queste barriere, piano piano insieme si possono abbattere. Io spero di essere un esempio per tutti coloro che mi stanno guardando e ascoltando in questo caso. Il primo pensiero a caldo dopo aver ricevuto questa medaglia qual è stato? Che ce l'ho fatta, che ho portato una medaglia, anche se non era del colore che comunque speravo, perché puntavo molto a loro, visto che chiudevo i 4 anni di preparazione come prima nella ranking mondiale, quindi le aspettative erano alte. Però, come ho detto prima, la medaglia c'è, l'ho portata a casa ed era la medaglia dei sacrifici. L'ho guardata bene, ho detto ce l'ho fatta anche questa volta. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.